Darei la parola a Claudia Cicchetti. Mi alzo perché sono piccolina. Allora io, alla luce un po' dei discorsi, degli interventi che ho sentito e della realtà che noi stiamo vivendo in generale, sono dell'avviso che la Sardegna necessiterà di almeno 2, 3, 4 marce in più. Noi dobbiamo oggi partire da quello che è avvenuto nella nostra terra e nella nostra storia, almeno negli ultimi 70 anni, dove praticamente tutto è stato sperimentato. Noi abbiamo sperimentato i popoli italiani di centrodestra e di centrosinistra da 70 anni e noi ci dobbiamo parlare in termini molto schietti, perché siamo tutti a Baulado per dirci la verità, perché solo sulla base della verità riusciamo o potremmo riuscire a fare qualche passo avanti. Quindi cosa è successo in questi 70 anni? È inutile raccontarcelo oggi, perché abbiamo registrato una settimana. È stato un dramma e l'impoverimento che noi oggi viviamo, perché noi non siamo poveri, noi siamo ricchi, ci hanno impoverito e chi ha provveduto a impoverirci sono tutte quelle formazioni politiche italiane che hanno creato una sorta di mediazione. La mediazione con chi? Con le classi, la mediazione tra l'Italia e le classi politiche locali. Guardate che noi non abbiamo mai avuto una classe politica sarda rappresentativa, nel senso che rappresentasse gli interessi di un popolo, che difendesse gli interessi di un popolo, ma abbiame avuto sempre classi politiche servite. Quello che io sempre ho detto a tutti, anche quando ero in consiglio con la 14ª legislatura, è mai possibile che la classe politica sarda non arrivi a Roma a battere il pugno sul tavolo, che riesca a salire sui tavoli di fronte a quelli che sono gli interessi di un popolo? No. Sempre le mediazioni, sempre queste anguille che sfuggono a destra e a manca per poi ridurre il popolo sardo a una situazione a dir poco drammatica. Faccio questo discorso generale perché ciascuno di noi deve assumersi le proprie responsabilità. Lo dice una indipendentista progressista. Anche con queste etichette bisogna stare molto attenti, perché non vogliamo più dire di sinistra, per l'amor del cielo, non possiamo neanche dire progressisti più di tanto, perché poi se ci prestiamo a 1000 speculazioni, però porca miseria, io sono per la giustizia sociale, io sono per la libertà e sono per l'indipendenza dei popoli che lo desiderano, perché lo prevede il diritto internazionale, perché lo prevede il buon senso. Poi uno dirà, ma l'indipendenza come ci arriviamo? Ci si può arrivare lì, certo che ci arriveremo all'indipendenza, per me attraverso dei processi di conquiste progressive, per dire se noi oggi riuscissimo come Sardegna a gestire l'energia, se gestissimo noi l'energia, noi avremmo già conquistato un momento di indipendenza, e poco non saremo più ricchi, conteremo di più. Allora, tornando a questo ragionamento, la Sardegna oggi di che cosa necessita? Non di momenti di incontro perché c'è una campagna, cioè siamo in campagna elettorale, inutile negarcelo, e quindi le ambizioni riemergono, e io lo capisco anche che ci possono essere delle ambizioni in questi cambi di processi, ma il progetto per la Sardegna non è mai stata dotata di un progetto serio, è stata sempre tirata la giacchetta a destra e a manca per poi non garantire nulla al popolo, col fatto che oggi ci ritroviamo in una situazione in cui sono talmente feroci da arrivare a negarci il diritto alla salute. Dopo che ci hanno distrutto, ci hanno tolto tutto, sono arrivati a toglierci, e questo è il centro-sinistra, tutti i progetti portati avanti dal centro-destra poi li ha coronati il centro-sinistra in modo trasversale, arrivando a toglierci il diritto ad essere curati. E parlo adesso della sanità perché ci sono fermenti in tutta la Sardegna, perché questa ferocia sta toccando gli ammalati in primis. Chi vive il problema e dice aiuto, devo morire. Sì, devi morire perché hanno innescato un processo violentissimo di privatizzazione del sistema sanitario pubblico.
la famosa legge 833 del 78, credo di averlo detto anche in un'altra situazione, una legge straordinaria che nasce quando c'era il terrorismo in Italia, quando era stato ucciso Moro, e però in quel momento così drammatico politici di diversi fronti hanno la capacità di cogliere un bisogno del popolo italiano, del popolo sardo. Noi ci separiamo sempre, però per avere quell'idea. Adesso c'è un attentato a quella legge che di fatto sta andando avanti. Noi oggi dobbiamo rimettere in discussione tutto questo sistema. Non fa più a dire perché quelli che c'erano prima ci hanno rovinato, hanno concorso tutti. Questo lo dico al caro compagno, perché io qui mi rivolgo ai patrioti e mi rivolgo ai compagni. Tutti hanno contribuito, ma non solo nei 70 anni, sino all'ultima legislatura. Perché se andiamo ad analizzare che politiche sono passate all'ultima legislatura, ci sarebbe da andare a picchiare tutti. Tutti! Non basta prendere distanze all'ultimo momento. Quando poi vediamo nei 5 anni, magari nei primi 4 anni, sono passate le cose peggiori. Non hanno tenuto conto della nostra lingua, ma si dice marginale. Prima c'è l'occupazione, ma l'occupazione non si risolve se prima non si affronta una necessità di stravolgere un sistema. Dobbiamo stravolgere questo sistema, perché se noi non mettiamo mano al discorso dell'ambiente, l'ambiente è sacrificato sull'altare delle lobby energetiche, dei coloni che vengono qui a creare profitti sulle nostre risorse e la cosa peggiore sulla nostra salute. Da qui non ne usciamo. Allora, il problema dell'ambiente deve essere prioritario. Il problema della salute, del diritto a una salute gratuita, accessibile, deve essere prioritario. I nostri territori non possono essere privati dei loro presidi ospedalieri, perché vuol dire farli morire. Il problema dei trasporti interni drammatici, per cui scuola e sanità saranno fortemente mortificate, sono fortemente mortificate dai trasporti interni che mancano. Eppure c'era stato un accordo, l'accordo Prodi-Soro, che è stata una disgrazia, perché abbiamo detto: bene, noi ci paghiamo la sanità come se fossero poi noccioline, i trasporti interni, e voi ci date quello che ci dovete dare. Non ci danno quello che ci devono dare, e ci resta sul profone tutto questo dramma. All'ultima legislatura non c'è stato nessuno, purtroppo, che abbia brillato per aver dato dei segnali buoni per la nostra terra. Non c'è stato un consigliere regionale che abbia speso un minimo di intelligenza per dare la priorità agli interessi del nostro popolo. Non c'è stato. Poi è inutile che mi raccontino che a metà legislatura, illuminati nella via di Damasco, uno dica: questi non fanno più per noi e ci stacchiamo. Non vale più neanche questo discorso. Io chiedo assunzioni di responsabilità a tutti i partiti che sono stati partiti di governo, e arrivo a chiedere conto a un'opposizione che non ha assolto i suoi doveri perché tornava utile. Anzi, tutta questa gente adesso, per farsi la campagna elettorale, usando quelle battaglie contro di loro, che sono state scatenate contro di loro dai territori. Allora, guardate, qui se no ne parliamo per 3 settimane e voi me lo date via. Allora, bisogna rimettere come si dice, bisogna rivoluzionare tutto il nostro modo di pensare. Noi dobbiamo rivedere i discorsi con lo Stato. I rapporti con lo Stato, che sono rapporti dichiaratamente di stampo coloniale, li dobbiamo rivisitare a tambur battente, mettendoci nella prospettiva di gestirci da soli, autogoverno, autodeterminazione. Poi c'è il sogno dell'indipendenza, che io metto alla pari del sogno della libertà. L'indipendenza è una sorta di stella cometa che ci orienta, per me così, come mi orienta il valore della libertà. Stiamo parlando di cose importanti, di cose nobili. Noi ci orientiamo
porteremo le nostre battaglie, le nostre politiche in quella direzione. Ma qui ci vuole la convinzione, una coscienza nuova per noi sardi che ci stacchi da tutti i vecchi stili. Mi perdonerà anche autodeterminazione, che sta facendo grossi sforzi, però anche autodeterminazione è una cosa piccola. Noi dobbiamo creare un progetto grande, ma che accolga sinceramente certe idee. Il rapporto con lo Stato, un disastro. Io arrivo a dire che bisogna innalzare il livello di scontro con lo Stato, perché se no non se ne esce. Basta con le mediazioni. Problema Europa. Ai patrioti dico, scusate, ma noi oggi l'indipendenza da chi dobbiamo ottenerla? Siamo sicuri che dobbiamo noi non chiediamo, lottare per ottenere l'indipendenza da questo Stato? Ma se questo Stato ha rinunciato alla sua sovranità, e insisto sul fatto che, aderendo nel 2012 al meccanismo europeo a salva Stati, l'Italia abdica a favore dei poteri finanziari europei e delle banche. L'Italia non conta più un accidente di nulla. Oggi abbiamo le multinazionali che si sono dotate di governi. Uno dei governi di cui si sono dotate le multinazionali, il governo italiano, è lo sardo. La sanità oggi è messa in una delle multinazionali. Noi insistiamo, ma il Materolbia è un simbolo di privatizzazione e di un nuovo processo di colonizzazione italo-araba più grossa di questi ultimi tempi, e quello è il simbolo. Ma mentre attacchiamo il Materolbia non ci rendiamo conto che la nostra sanità sta finendo nelle mani delle multinazionali della sanità. Corian. Sentito Corian? Corian, multinazionale francese, si è comprata mezza sanità in Europa, in Italia, e ce l'abbiamo in casa nostra. Stanno rilevando le cliniche private convenzionate con il sistema sanitario pubblico che paghiamo noi, quindi noi con i soldi dei sardi ci paghiamo questa multinazionale che sta licenziando il personale sardo. Stanno licenziando, posso dirvi, abbiamo San Salvatore a Cagliari, il Policlinico di Quartu Santere, la clinica Città di Quartu, tutta la Mele Corian. Il più grosso business lo trovano dove? Nelle RSA, dove attingono dal sistema sanitario pubblico e attingono dai privati, i laboratori di analisi, li stiamo prendendo. Allora, scusate, perché sennò anche qui ci allunghiamo molto. Da chi stiamo dipendendo? Cioè non hanno messo il destino dei sardi nelle mani, oltre allo Stato italiano, nelle mani dei poteri forti europei, delle banche e delle multinazionali della globalizzazione. Per cui anche il problema per noi patrioti va oltre il nostro immaginario, che noi puntiamo sul tavolo di Stato, quelli neanche esistono più. E allora dobbiamo ampliare le nostre vedute, sulle responsabilità politiche dobbiamo analizzare le cose, perché io chiedo chi ha votato per l'ASL Unica Sassari, chi si è espresso a favore della legge sulla sanità, che cosa volevano fare della legge urbanistica, perché tutti i nostri consiglieri regionali, nessuno escluso, dopo aver promesso nella propaganda politica della precedente legislatura che la prima cosa che avrebbero fatto sarebbe stato quello di mettere al centro del dibattito la legge elettorale, una legge elettorale fatta da sovranisti, scusate se li chiamiamo, però bisogna chiamarli in causa. La legge elettorale è stata studiata da Manichedda e da un sindaco dell'Ogliastra, perché era funzionale alla conservazione dei due poli italiani, quindi era una legge elettorale fatta per il centro-destra e per il centro-sinistra, senza contemplare la possibilità che nello scenario
sardo ci sarebbe stata una nuova forza, che è quell'altro blocco italiano che fa Movimento 5 Stelle al governo italiano. In Sardegna si presentano uno contro l'altro, insomma si non prendi più nulla. Noi ci ritroviamo piccoli di fronte a questi colossi. La legge elettorale è stata fatta per loro, anche qualche indipendentista che è andato in consiglio regionale non ha portato avanti, non ha dato continuità alle mie battaglie contro quella legge, perché io nella precedente legislatura ho battagliato in solitudine a Masaibo sui tavoli, perché ne intuivo la drammaticità di quella legge, che è quella di oggi, Quindi io faccio un appello al buon senso e soprattutto all'onestà, ma l'onestà reale, quella che ci deve mettere nella condizione di fare profonde riflessioni sul nostro vissuto, su quello che è avvenuto sino ad oggi. E da queste critiche deve nascere assolutamente un'idea che sia un'idea d'avanguardia, che sia un'idea che tocchi le coscienze dei sardi, che rispetti quelli che sono gli interessi di ogni sardo. Guardate che non ci sta difendendo nessuno ci difende. E allora oggi io l'appello che faccio ai sardi di buona volontà è di andare oltre le etichette che ci hanno caratterizzato, ma per concentrarci su quelli che sono i nostri valori. Quando parliamo di PIL, io non sono molto d'accordo sul concetto di PIL. Ci siamo capiti. Il PIL, ma non è mai stato una misura di benessere per i popoli. Ci hanno fregato anche lì, ci hanno innalzato il PIL facendoci spacciare per essere ricchi, quando poi invece c'era la Saras che innalzava i suoi, per cui i profitti delle grandi società, delle multinazionali, i loro profitti li hanno spacciati per essere nostra ricchezza. Noi sempre più poveri e quelli sempre più ricchi. Per cui, guardate, io chiedo, e poi scusatemi perché io in genere cerco di controllare i tempi, non so come sia messa con i tempi. Adesso questa per dire, questa giunta Pigliola che è stata, guardate, la più grossa vergogna, veramente la più grossa vergogna, perché era priva totalmente di dignità. Doveva chiudere in bellezza questa legislatura con 2 promesse. Praticamente questa giunta vendeva il popolo sardo in cambio di 2 leggine, no? Quella sulla sanità, roba da poco, e l'altra leggina era quella sull'urbanistica, una legge urbanistica scritta da Altani, l'Emiro del Cartar, che si è permesso di tirare le orecchie al presidente della Sardegna e a tutti gli amici suoi, tutti presi per l'orecchio da Altani, e che ci minaccia: se non la smettete andiamo oltre, anzi usciamo dall'Italia, andiamo a fare i nostri investimenti in Germania, andiamo in Germania. E quindi chi ricatta? Ricattava Renzi, ricattava il governo italiano, perché i grossi investimenti a favore degli italiani, dell'Italia, sono stati fatti nei territori, e la Sardegna è stata usata per pagare gli inciucci dei governi italiani all'Emiro del Qatar. E noi abbiamo avuto gente che non ha capito un'anca, che ha inneggiato al Qatar. Ma chi inneggia al Qatar è gente qualche altro. Come si chiama? Il comico? Forse l'avrà fatto per scherzo. Peppe Grillo ha detto che chi salverà i problemi dei sardi sarà il Qatar. Sarà il Qatar. E che tutto sommato demonizzare la privatizzazione, questa è una risposta che mi ha dato la ministra Grillo a una lettera e a un documento mandato dalla Rete Sarda di Fede Sanità Pubblica, perché guardate che in questi anni chi ha fatto l'opposizione a questo governo è la Rete Sarda di Fede Sanità Pubblica, vuol dire i territori si sono ribellati, visto che non c'erano rappresentanze nostre all'altezza della situazione. Quindi dico davvero che qui ci vuole una rivoluzione grossa, cioè una rivoluzione che non può passare se noi non rimettiamo in discussione i rapporti con lo Stato.
Questo è uno Stato feroce, per cui noi dobbiamo, anche perché adesso sta facendo la mediazione con i poteri forti. E noi siamo morti, noi siamo fragili, ci hanno impoverito talmente, ci hanno talmente messo in ginocchio che dobbiamo anche morire. Adesso stanno applicando i numeri che in Lombardia hanno un senso, in Sardegna hanno un senso contrario. Allora si dice sulla base della densità demografica, allora decidiamo se darvi o togliervi la sanità, per dire sanità, scuola, servizi, Ma allora io dico, scusate, anche lo spopolamento non può essere un tema da salotto il radical chic di questa politica inizia di sinistra, un po' spiritosetta, che mi piace molto di cosa parlare. Il problema dello spopolamento è un dramma. Ribadisco che su 377 comuni sardi, in 304 comuni i decessi superano le nascite, vuol dire che noi stiamo morendo. Però dicono che ci vogliono mettere un osservatorio, cioè devono pagare un osservatorio che osservi in che misura noi moriamo. Quindi a pagare anche quelli che ci devono guardare. Allora, di fronte a uno spopolamento, quali devono essere gli investimenti? Che non devono puntare al PIL o devono ai profitti di non so chi. Bisogna fare un maggiore investimento in sanità. Siamo pochi, più sanità, siamo pochi, più scuola, più servizi, più strade, più possibilità di muoverci. Chiudo con una battuta sui trasporti. Mai nella storia dei sardi siamo stati isolati dal mondo e dal Mediterraneo quanto oggi. Noi, sino ai primi del Novecento, avevamo a Cagliari, cioè si stampavano a Cagliari 4 riviste in lingua araba, che vuol dire che le relazioni di fratellanza, le relazioni di commercio, di scambio culturali erano fortissimi. Ma li vogliamo noi riprendere questi contatti con la sponda sud del Mediterraneo in termini concreti? E perché ci hanno isolato? Se sino a un secolo fa c'era una Cagliari-Tunisi, mi spiegate per quale ragione adesso per andare a Tunisi io ci devo impiegare 4 giorni? 4 giorni. Perché partendo da Cagliari io devo andare a Porto Torres devo andare a Genova, da Genova poi devo andare a Palermo e da Palermo poi dopo 4 giorni arrivo a Tunis. Vi proviamo a immaginare un rapporto commerciale noi col Maghreb. E questo è reale perché l'ho vissuto. Io andavo a Tunisi 7 ore da ragazzina, adesso via! Ma questa cosa non è mai successa nella nostra storia. La Sardegna era abituata a curarsi le sue relazioni di politica internazionale col Maghreb, saltando ogni forma organizzativa e istituzionale. Quindi, scusate un attimino, e cosa è successo nei trasporti? Quanto ci costano questi trasporti aerei via mare? Molto. Avremmo dovuto avere non una 12.000 flotte sarde tutte gloriose che vanno e che vengono nel mondo, che vabbè. Invece noi siamo isolati, quindi andiamo anche a rivisitare che cosa è successo negli accordi. Chi ha curato questi accordi con le linee di navigazione in questi anni? Che affari ci sono dietro anche a carico dei nostri rappresentanti istituzionali? Scusatemi, a Sibiri, torneremo. Ma neanche solo uno.